Ciao da Genova, buongiorno, Buongiorno. siamo vicini alle feste di Pasqua, siamo nel cuore del centro storico, la mitica Casbah, no, dei Caruggi genovesi. Io sono Umberto Curti, oggi sono in compagnia di Luca Giangaspero. Buongiorno. Ciao Luca, un mago delle birre, tra poco vedrete in che senso. Allora, oggi abbiamo deciso di costruire un veloce menù di Pasqua con le tradizioni locali, ma abbinandolo non già ai vini, bensì alle birre, e ripeto, tra poco capirete perché. Questo menù di Pasqua l'abbiamo costruito attraverso una torta pasqualina di ingresso felicissimo, siamo andati avanti con le lattughe ripiene in brodo, la cima ovviamente al posto dell'agnello e poi abbiamo concluso con la pasticceria secca e la torta sacripantina. Sacripantina, una grande idea di preti, pasticcerie genovesi, siamo a metà 800, creano questa sontuosa e cremosa cupola, oltre poi alla versione quella ricoperta di fondente, quella a parallelepipedo, un dolce che crea dipendenza, straordinario, cremoso, con tutta una serie di caratteristiche, contiene un po' di rum, un po' di marsala, anche se poi ciascuno lo fa un po' a modo proprio. Luca, con un dolce di questo genere, che mondo di birre ci apre? Dunque, visto che siamo veramente alla fine del pranzo di Pasqua, mettiamo una barley wine, in questo caso è sempre un birrificio olandese, è una birra molto alcolica e sembra così, barley wine in tradotto vuol dire vino d'orzo e la parola già ti spiega più o meno cosa vuol dire. È una birra che può essere dal biondo arancio al mogano al rosso, i gradi sono più o meno sempre dai 12 ai 13, anche ai 14 gradi. È praticamente come se fosse un vino, anche se è una birra. I sentori sono molto marcati di arancio, candito, cannella, chiodi di garofano, prugna ricchissima. È come a livello il sauterne francese. Diciamo che con questa birra allora sei veramente alla fine del pasto e te la bevi ovviamente con calma, sorseggiandola e mangiando una fettina di sacripantina, che anche lì, essendoci un po' di alcol, comunque si sposa bene perché il gusto praticamente non copre né la sacripantina copre la birra, né la birra copre la sacripantina. Si sposano benissimo e si può andare avanti tutto il pomeriggio con tranquillità. Bello, una birra da meditazione, Molto anche da mi viene da dire. Certo, Hai detto è un bel matching perché l'una non sovrasta l'altra. Assolutamente no. E poi peraltro infatti la sacripantina si abbinerebbe qualcuno ai moscati, qualcuno ai passiti, ma comunque c'è bisogno di una il bottiglia sentore importante. liquoroso si sente Sì. anche nella birra. Una barley wine, diciamo, è proprio Certo. lo sposalizio perfetto. Abbiamo concluso questo viaggio con la sacripantina, tanti auguri anche a te Luca Giangaspero, auguri a siamo tutti. in Vico della Maddalena, meraviglioso, cuore dei Caruggi genovesi. Io sono naturalmente Umberto Curti, molti sui video mi conoscono, auguroni e Auguri. felice Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Ciao. Ciao.